Buona giornata gentili telespettatori, bentrovati ad un nuovo appuntamento con iReporter Sì o No. Il tema di questa settimana è un tema estremamente d'attualità perché ci avviciniamo alla data del 12 giugno in cui si voterà non solo per le amministrative in moltissimi comuni italiani, ma anche per i referendum sulla giustizia, con 5 quesiti su 6 che sono stati approvati. Una tematica, insomma, quella dei referendum sulla giustizia che sta passando un po' sotto silenzio. Allora per questo vogliamo fare un pochettino di informazione, darvi un'informazione quanto più precisa possibile sulle ragioni del sì e le ragioni del no sui 5 quesiti, insomma, che saranno proposti. Lo faremo in compagnia di 2 ospiti. Io saluto e ringrazio Corrado Cortese, portavoce di Più Europa Veneto, a favore del sì. Buongiorno, grazie. Buongiorno a lei, grazie dell'invito e saluti ai telespettatori. E buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito anche ad Alfonso Gianni, comitato per il no ai referendum sulla giustizia, appunto a favore del no. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei e naturalmente ai telespettatori. Cortese, comincio con lei. Insomma, sono 5 quesiti, sono un pochettino tecnici, però cerchiamo di fare un po' un'introduzione generale. Ecco, perché bisogna votare sì per questi referendum sulla giustizia? Bisogna votare sì perché la giustizia è malata, perché il Parlamento in tutti questi ultimi 35-40 anni, anzi per la precisione 42 anni, non ha proceduto a nessun tipo di riforma e bisogna votare sì perché per fare in modo di dare la possibilità a una magistratura che a nostro avviso è più che ottima di lavorare liberamente e alla giustizia di funzionare. Un paese in cui la giustizia funziona, vengono tutelati i diritti e ed è una grande attrattiva, vale più dell'1,5% di PIL, perché i grandi gruppi, i piccoli imprenditore e tutto quanto non investe e non si sviluppa in Italia proprio perché la giustizia è malata. E poi perché nel momento in cui c'è una giustizia che si dimentica le proprie carceri, dimentica lo spirito garantista che sta alla base della soppressione di alcune leggi e una spinta al Parlamento di farle, diciamola così, la faccio veramente breve. Abbiamo dato 42 anni di tempo al Parlamento, abbiamo dato, vuol dire società civile, non c'è nessun partito che firma, non c'è una cosa di... Certo. La giustizia appartiene a tutti, la incontriamo tutti i giorni, la possiamo incontrare qualunque di noi, non mi si venga a dire che a me non può capitare. Se uno pensa che la giustizia penale e la giustizia civile funzionino in Italia, vuol dire che non frequenta la realtà. Abbiamo dato 42 anni di tempo al Parlamento per fare le riforme, non le ha fatte, non ha avuto il potere di farlo, gli è stato ostacolato, ci sono stati alcuni partiti che l'hanno voluta ma non l'hanno fatto. Con i referendum non si risolve completamente la cosa, ma si dà l'opportunità, esattamente come sta avvenendo fuori anche con la legge Cartabia, e si dà una grande spinta al Parlamento di mettere mano obbligatoriamente, perché questo funziona il referendum. E chiudo, i referendum che siano essi stati sull'aborto, sul divorzio, hanno funzionato perché hanno dato l'opportunità e hanno dato quella spinta del vuoto legislativo al Parlamento di darsi una mossa, volente Certo. o nolente. Alfonso Gianni, è d'accordo sul fatto che la nostra giustizia sia malata, per così dire? Certamente non godo di un'ottima salute, ma questi referendum la peggiorano, mica la migliorano. Perché la peggiorano? Non riesco a capire il ragionamento che faceva il gentile rappresentante del Comitato per il Sì. Questo è un referendum che nasce peraltro neanche dalla raccolta di firme dei cittadini, ma da 9 consigli regionali del centrodestra, possibilità ammessa naturalmente alla luce della Costituzione e della legislazione che regola i referendum, ma che dimostra che questo referendum nasce nei piani alti delle nostre istituzioni e fa parte dei promotori del referendum una forza come la Lega che fa parte della maggioranza di governo. E allora non si capisce francamente perché invece di fare tante chiacchiere la maggioranza di governo non metta mano a quella che peraltro è il Parlamento, e cioè la riforma Cartabia, per migliorarla e risolverla le questioni che vengono poste dai referendum per quella strada.
Quanto poi al carattere dei referendum stessi, qui ci troviamo di fronte a delle cose clamorose. L'abolizione della legge Severino, l'abolizione tout court, si va di bene, di tutta quanta la legge Severino, che è certamente una legge imperfetta, ma è certamente meglio di una non legge, è uno schiaffo alla Costituzione. L'articolo 54, secondo comma della Costituzione, dice con chiarezza cristallina che coloro che investono, sono investiti da cariche pubbliche, quindi a maggior ragione i parlamentari, i membri del governo, sono tenuti a espletare le loro funzioni con disciplina e onore. Parole pesanti e un po' antiche, ma piene di saggezza, purtroppo negli ultimi tempi mai ascoltata. Oppure il referendum sulla custodia cautelare, che peraltro è filtrata da interventi del GIP, del Tribunale della Libertà. Ma insomma, qui si tratta di impedire che chi compie reiterazione di reato lo faccia. Sono misure preventive, sono misure interdittive nei confronti di reati di tipo finanziario o di reati all'interno dell'ambito della famiglia, che spesso hanno portato a tragedie come quelle del femminicidio. Non si vede perché uno debba cancellare tout court queste norme. E per non parlare poi della separazione delle carriere, che peraltro sarebbe contro la Costituzione e di fatto per aggirarla i promotori del referendum scrivono un quesito assolutamente illeggibile lungo 2 pagine di computer. Voglio vedere i cittadini come faranno, cittadini che mi auguro che vadano a votare e che possibilmente votino no. Quindi lei non è per l'astensione sostanzialmente, per il non raggiungimento del quorum, lei è per raggiungimento del quorum e che si voti no, sostanzialmente. Perché sa, ci sono un pochettino, ci sono 2 trucchi, no? Diciamo, chi è contrario a un referendum di solito fa campagna più per l'astensionismo che non per il voto del no, mettiamola così. Se lei mi permette, io in vita mia non ho mai usato trucchi. Comunque, facendo parte del coordinamento per la democrazia costituzionale, quello che sconfisse la famosa controriforma di Renzi, mi pare del tutto coerente che noi siamo per la difesa della partecipazione, delle forme di democrazia diretta, anche come referendum. È uno strumento da maneggiare con delicatezza, perché come tutti gli strumenti di democrazia diretta richiede estrema chiarezza, e non è questo il caso, nella formulazione dei quesiti in modo da mettere il cittadino nelle condizioni di votare con coscienza. Dopodiché noi andiamo a votare. Poi sceglieranno quello che sceglieranno e voteremo no. Senta, Corrado Cortese, visto che insomma siamo già un po' entrati nel tema con di fatto toccando 3 quesiti, che è la Severino, la limitazione delle misure cautelari e la separazione delle funzioni dei magistrati, su questi 3 cosa si sente di controbattere ad Alfonso Gianni del Comitato per il No? Ad Alfonso Gianni? Sì. Ah, ok, sì, perfetto. Sì, no, perché ad Alfonso Gianni dico che con tutta tranquillità e apprezzo il ragionamento, a parte la parte iniziale proprio che non condivido, e direi che è lì l'errore, voluto o non voluto, nella risposta di identificare la provenienza di una proposta di referendum come parte politica, quando si sa benissimo che nella storia della Repubblica Italiana i referendum sulla giustizia sono una battaglia prettamente di origine radicale, pannelliana, boniniana, e i migliori costituzionalisti ce le hanno anche la parte che sostiene il no, ma i migliori costituzionalisti italiani hanno, tanto è vero che l'ex PM Nordio è presidente del Comitato per il Sì, hanno sottoscritto la redazione, la redazione di questi referendum. Grazie. E il fatto che siano stati anche proposti dalla Lega e che siano stati sottoscritti dai consigli regionali è stato un aiuto per ovviare una cosa che era già in essere, perché comunque avremmo raggiunto il numero di firme, ed è nel rispetto della legge una cosa che ha ovviato una legge a nostro avviso ingiusta e anche, oserei dire, infame
del tetto della raccolta di firme, che è veramente grandissimo. L'abbiamo dimostrato essendo noi parte del referendum anche sugli altri referendum che ovviamente sono stati bocciati. Ricordo che anche uno, e anche sulla responsabilità civile è stato bocciato uno dalla Corte Costituzionale. Mi sento di dire, tornando alla sua domanda, che non sono i radicali, non sono i leghisti, non è una parte politica che sostiene questi referendum realmente, ma è la società civile. Perché invito i telespettatori a casa a chiamare, finita questa diretta, il proprio sindaco, il proprio vice sindaco e chiedere cosa essi ne pensino del fatto che l'applicazione della legge Severino sia un'ingiustizia che preveda l'ineleggibilità dopo la condanna in primo grado di un funzionario, e quindi tutta l'associazione dei comuni italiani e dei sindaci italiani ha preso come si dice, che è la forma istituzionale più vicina. Posso dire, come dire, veramente è quello che per una volta era il parroco, la caserma dei carabinieri. Chi è? Anche l'abbiamo visto anche nella pandemia, chi è che ci è stato più vicino? A mio avviso non proprio le regioni, ma il comune è stato di tutti i colori, non ci sono i colori. Quando lei, sappiamo tutti, lo sa benissimo anche il gentilissimo ed educatissimo interlocutore, il sindaco non ha colore quando agisce per la comunità, anche perché per le decisioni molto pragmatiche, il maniscalco, diciamo, no? Ok, chiudo la parentesi. Sì. Chiedendo a ogni sindaco, a ogni personaggio del comune cosa pensi della Severino, non avrà dubbi su questo genere di cose. Chiedendo sul fatto per quanto riguarda la cautelare, che diminuisce una violazione per la quale noi veniamo condannati ogni anno dall'Unione Europea per l'utilizzo spropositato della cautelare verso indagati e verso imputati, che ovviamente non è che mettiamo a rischio la comunità, perché sennò non sarebbe stato neanche ammesso, ma la prevede il referendum di identificare ovviamente e di escludere nei casi più gravi. La separazione delle carriere è una cosa fondamentale che non c'è in nessun altro paese del mondo, perché lei, io, il gentile ospite, ma tutti noi possiamo incontrare. Io so che profondamente anche il gentile ospite, anche se è convinto sicuramente del no, sa che la giustizia suonare il campanello della giustizia può suonare domani mattina a chiunque di noi, non mi si dica, perché è proprio c'è gli annali glielo chiediamo se lo sa, lo sa, certo. sotto. No, volevo dire, scusi, Sì, finisca. la separazione delle carriere prevede l'impossibilità di essere giudicato da un giudice che prima era un PM o un PM che è stato giudice, e non è una cosa che capita così frequentemente, lo riconosco, però può capitare, però può capitare, diciamo. e anche nella forma mentis, negli altri paesi non esiste che c'è una questione accusa, un po' di principio, dice lei sostanzialmente. Non esiste negli altri paesi che la pubblica accusa lavori a fianco nello stesso palazzo dei giudici a cui va sottoposta l'autorizzazione per qualunque decisione. Prego. Alfonso Gianni, a lei la parola. Ma allora, telefoniamo al giudice, perfetto. Telefoniamo al sindaco, perfetto. Ma allora, se la Severino ha un difetto, e questo ce l'ha, come avevo anticipato dicendo che è una legge imperfetta, perché prevede un sistema diverso da chi deve decadere dal Parlamento, dal governo, dopo una sentenza definitiva per reati non colposi, superiore a 2 anni, santo cielo, e come si fa a tenerli dentro? È una misura, voglio dire, di igiene democratica e di igiene giuridica. Diversa è la condizione degli amministratori, i quali, anche se non hanno subito una sentenza in via definitiva, sono costretti a vedere sospesa la loro funzione. Allora io mi domando, soprattutto da forze che stanno al governo, e non giochiamo qui sul comunque arriveranno le firme, il comunque non esiste. Questo referendum è formalmente indetto da 9 consigli regionali di centrodestra, punto e a capo. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, questa è la realtà fattuale. Vedremo poi i cittadini nel voto e nella loro partecipazione come risolveranno la situazione. Ma voglio dire, perché allora non modificare
parte della legge Severino, anziché buttare via il bambino con l'acqua sporca. Sulla questione delle misure cautelari, c'è il GIP, c'è il Tribunale della Libertà, c'è la possibilità di appello, ci sono vari filtri. Non mi pare che siamo di fronte a milioni di casi sbagliati. Casi sbagliati ce ne sono sempre, come in tutte le istituzioni del nostro e di altri paesi, ma non in una situazione tale da dover cancellare una norma che contro la reiterazione dei delitti e dei reati, come ho spiegato prima, è assolutamente importante anche per la prevenzione dei medesimi. Infine, rispetto alla separazione delle carriere, noi abbiamo già una situazione in cui la separazione in cui non si può passare dalla funzione all'altra, non è che c'è la porta basculante come in un saloon per cui uno entra, uno esce, oggi è pubblico ministero, domani è avvocato. Non è così, perché ci vuole comunque un cambio di regione, ci vuole comunque un periodo di 5 anni dentro una determinata funzione, ci vuole un parere del Consiglio superiore della magistratura e soprattutto così lo prevede l'ordine costituzionale, che prevede che l'unica divisione sia quella di funzioni e non di carriere. Per questo i sostenitori del sì hanno dovuto fare un quesito praticamente illeggibile di 2 pagine di taglia e cuci per scavalcare il dettato costituzionale. Il problema è semplice dal mio punto di vista, e cioè che anche il pubblico ministero, per non trasformarsi in una longa manus del potere esecutivo, deve avere una cultura della giurisdizione. Quindi fa bene e non fa male alla figura del pubblico ministero avere trascorso anche un periodo come giudice e viceversa. Questo incrementa favorevolmente la capacità di giudizio e quindi l'esercizio migliore delle leggi scritte e della loro applicazione. Per cui francamente io sono massimamente contrario alla separazione drastica delle carriere. Cortese, lo volevo chiedere questo, prendendo anche un pochettino lo spunto, insomma, dal ragionamento di Alfonso Gianni, che dice formalmente, perché è così, insomma, il referendum è stato indetto da 9 consigli regionali. Allora, ovviamente si tratta di un referendum molto meno sentito, molto meno nazional popolare rispetto, per esempio, all'eco mediatica che avevano avuto quelli che poi sono stati bocciati, quindi sull'eutanasia legale da un lato, sulla cannabis dall'altro. Ma secondo lei perché? Perché la materia è molto tecnica, e poi le chiedo anche come renderla anche da questo punto di vista più nazional popolare, visto che siamo appunto tutti d'accordo che è giusto che quante più persone possibile vadano al voto, che esprimano il loro parere e che lo facciano però con cognizione di causa. Mi lasci dire una cosa all'amico Cortese. Sulla diciamo primazia dei radicali nei referendum, è una verità storica incontestabile. Siamo stati insieme nella mia non breve vita in varie occasioni e lo saremmo stati se la Corte Costituzionale avesse ammesso, come secondo me sarebbe stato giusto, il referendum sulla cannabis e soprattutto il referendum sulla eutanasia, che mi sta molto a cuore. Cortese, a lei. Perché ognuno di noi ha una persona, è inutile negarlo, ognuno di noi ha una persona dentro questo oggetto qui, in un contatto, in cui è venuto a contatto con eutanasia, o persone che sono state male, o persone che hanno sofferto le pene dell'inferno, e perché l'eutanasia deve essere disciplinata e non illegale o fatta sotto banco o per pietas da parte dei medici, che sono una classe strepitosa e che tiene in mano una delle migliori sanità del mondo. Di contesto, perché le dico questo? Perché solo quando si ha a che fare con la giustizia, subendola o incontrandola, si vede e si tocca con mano, cioè non si va per slogan, intanto non userei il termine igiene, perché igiene da chi giustamente apprezzo l'appoggio ai radicali nel senso dei 2 referendum, igiene, cioè il garantismo, cioè o si è
il garantismo non è una parte, il garantismo è un fondamento dello Stato di diritto. Cioè non si può essere non garantisti e garantisti. Cioè, o si è con il diritto e lo Stato di diritto, quindi non si è golpisti, non si pensa che la magistratura sia un potere, ma che sia un ordinamento dello Stato. Quindi, per dire questo cosa, che se una persona, se io dovessi fare un titolo e rubarle 23 secondi di mestiere, se un italiano è contento ed pensa che la giustizia penale funzioni in Italia, soprattutto la giustizia penale e anche la giustizia civile, e che la magistratura sia disciplinata non in correnti, che non ci sia un caos sotterraneo e che non ci siano dei potentati, mentre viene offuscato il lavoro dei più, che è di altissimo livello, non deve votare no. Se uno pensa che la giustizia sia malata e non ha fiducia perché lo è statisticamente, cioè tutte le volte che il Parlamento ha avuto tempo, lo vediamo anche sull'eutanasia. La Corte Costituzionale gli dice: cari signori, io vi rimando indietro questo referendum, la sentenza di J. Fabo, e siamo anche lì promotori, eravamo promotori, e chiudo, vi do un anno per fare. No, non si può trovare. Perché? Perché gli esponenti politici, ovviamente so che quello che dico è in Camera Caritatis o pubblicamente o non pubblicamente è vero. Tutti i più grandi dirigenti dei partiti italiani sono venuti da noi, anche in Veneto, tutti dalla sinistra, dall'estrema sinistra all'estrema destra. Io eutanasia firmo, cannabis firmo, però se gentilmente non mi fai vedere le telecamere che firmo questa cosa qua, perché sai com'è, è divisivo. Il tema è divisivo, la giustizia. Cioè, io gliel'ho detto direttamente alla no, non ho dubbi, e lo apprezzo assolutamente. Io non penso che il Parlamento possa avere la forza, se non spinto dai referendum, di fare una riforma della giustizia che è indispensabile. E ricordo che rappresenta il 25%, è un altro discorso, questo è un discorso economico, ma se proprio non interessa, perché uno dice no, ma io non l'ho mai incontrata, non mi succederà niente, io mi comporto bene, perfetto, chiudo, e fa parte del PNRR. Cioè, fa parte del PNRR. In un elenco di 25 progetti, 12 riguardano la riforma della giustizia penale, civile, i tempi, la riforma dell'ordinamento, ovviamente con la libertà delle prerogative dello Stato. Quindi ce lo chiediamo noi, ma è obbligatorio farle queste cose qua per renderci un paese moderno, perché ricordo che veniamo sanzionati per utilizzo discriminatorio della cautelare, per carcere preventivo, e lo sappiamo. Però Alfonso Gianni, lei diceva all'inizio, questi referendum, se passano, la vanno a modificare in negativo la nostra giustizia, corretto? Sì, quindi forse insomma non basta andarci a mettere mano, ma bisogna capire come metterci mano. Certo, questa è, come tante altre, una materia complicata e che richiede, diciamo così, molta competenza, anche una certa dose di tecnicismo. Ora, vede, la giustizia soffre appunto di molte cose nel nostro paese. A mio parere soffre soprattutto di debolezza dell'organizzazione giudiziaria nel suo complesso, a cominciare dai cancellieri fino ai giudici, e cioè di capacità di organizzazione, di una digitalizzazione che funzioni, insomma, in sostanza di una attenzione anche dal punto di vista della quantità di spesa ad essa dedicata da parte del nostro Stato. Questo è il grande problema, ma questo non si risolve con un referendum che taglia e cuce una determinata legge, che si illude di modificare qualche pezzettino e per questa via dare una spinta a un Parlamento un po' sordo. Si risolve avendo un Parlamento migliore e avendo una discussione seria su tutti gli aspetti che riguardano la vita della giustizia. Vede, lei prima diceva ha incontrato la giustizia. Sì, io l'ho incontrata da imputato quando ero piccolino, quando ero giovane, nel 68, casi di manifestazione non autorizzata, qualche, diciamo così, scontro di strada, qualche comizio nei luoghi più imprevisti.
fortunatamente non guai gravi, e quindi, diciamo così, mi sono anche trovato dall'altra parte rispetto ai giudici e ai pubblici ministeri. Però andando avanti con gli anni mi rendo conto che questo nostro paese democratico, che si fonda sulla divisione dei poteri, quello legislativo, quello esecutivo, quello giudiziario, deve saperli mantenere ben distinti e avere cura di ognuno di essi, perché questo è il pilastro materiale su cui la democrazia, al di là delle chiacchiere, può realmente funzionare. Queste sono le ragioni più di fondo ancora per cui noi invitiamo a dire no a questo referendum, mentre continuiamo a dire a coloro che sono o saranno eletti che c'è tanto da fare dal punto di vista di una riforma seria. Visto che siamo in chiusura, faccio la stessa domanda a tutti e due. Rispondetemi su quello che pensate succederà, al di là di quello che vi augurate possa succedere. Prima lo chiedo a lei Cortese, poi lo chiedo a lei Gianni. Si raggiungerà il quorum? Io penso che se trasmissioni come le vostre e c'è una comunicazione pacata e sui temi, come lo stiamo facendo qui e come non fa assolutamente il servizio pubblico, il quale sta conducendo una campagna di assenza totale, che a mio avviso non fa bene neanche alla parte del no, io penso che si possa raggiungere. Io penso che se parliamo sia col sindaco che con la persona della strada, quali tutti noi siamo, e chiediamo se pensano che questo Parlamento o il prossimo possa fare delle riforme, tutti diranno di no. E se quindi pensano che facciano riforme radicali e importanti come il miglioramento della giustizia, andranno a votare sì per questo referendum e vedrete che in capo a pochi mesi le riforme verranno messe a dossier per prime. Alfonso Gianni. Ma il sillogismo di Cortese non mi convince affatto. Dal punto di vista della realizzabilità del quorum, la cosa è sempre incerta, non le posso dare alcuna risposta. Posso dirle che io contribuirò personalmente a che il quorum ci sia col mio singolo voto, che è quanto posso fare e che quanto devo fare. Dal punto di vista dell'informazione, questo dipende anche dalle modalità con cui il referendum è stato convocato. Ripeto, se ci fosse stata una raccolta di firme popolari, probabilmente la materia sarebbe già, diciamo così, nell'ordine più assimilata delle persone. Il servizio pubblico, io arrivo. Ieri abbiamo fatto una riunione di 3 ore della commissione di vigilanza con una suddivisione di spazi, direi, notevole a disposizione tanto delle forze del sì quanto delle forze del no. Naturalmente si tratta solo degli ultimi 25 giorni, non so se basteranno. Devo dire che il governo ovviamente ha dato una mano affinché il quorum si realizzi, però l'ha fatto secondo me con una misura sbagliata, che è quello dell'election day, perché vede, mischiare assieme un tema fondamentale come la giustizia, che per l'appunto è uno dei pilastri su cui si regge il sistema istituzionale democratico, con le questioni per carità importantissime, ma di tipo amministrativo, come sono le elezioni amministrative del 12 giugno, è un grave errore. Si confondono e si sovrappongono le scelte partitiche con le scelte che invece dovrebbero essere al di fuori delle appartenenze partitiche, si confondono le materie e la campagna elettorale, non si fa un buon servizio né all'una né all'altra cosa. Certo. Grazie in chiusura, grazie Corrado Cortese, portavoce Veneto di Più Europa, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e grazie ai telespettatori e al signor Gianni. E grazie anche ad Alfonso Gianni, Comitato per il no ai referendum sulla giustizia. Grazie a voi e grazie al signor Cortese di nome di fatto. Lo ricordiamo, 12 giugno, referendum sulla giustizia, 5 quesiti sulla giustizia. Arrivederci, una buona giornata.